Già da ieri è cominciata la fase più importante per il futuro dell'Acragas. L'obiettivo è quello del ripescaggio in Serie D dopo aver fallito a 12 minuti dalla sfida con la Cavese, quello sul campo. La società biancazzurra è pronta a dare battaglia in tutte le sedi e la probabilità che la missione vada in porto è notevole. Non si può far finta di nulla per quella splendida cornice di pubblico dell'Esseneto di domenica scorsa. Non si può far finta di niente dinanzi a una media spettatori interna di 1.900-2.000 spettatori. Se andiamo a constatare, nemmeno club di Serie B, per non parlare di quelli della Lega Pro, possono vantare un pubblico così numeroso. Ma soprattutto non si può ignorare che stiamo parlando di uno dei pochi club in Sicilia, per non dire in Italia, che ha già saldato il rimborso spese relative al mese di aprile. Ecco, tutte queste cose assieme consentono all'Acragas di avere le carte in regola per disputare l'anno 21, la quarta serie. Ne sono convinti i dirigenti, ma ne è convinto anche il sindaco Marco Zambuto, che ha deciso di appoggiare la richiesta della società di Via Petrarca. Il chiacchiericcio di questi giorni non dà molte possibilità all'Acragas di essere ripescata. In tanti sostengono che, essendo una nuova società, l'attuale Acragas non ha diritto di chiedere di salire a tavolino nella categoria superiore perché devono trascorrere 4 anni. Ma la dirigenza biancazzurra ha prontamente smentito. L'Acragas è stata assorbita dalla Agrigentina, che opera da oltre un decennio. Pertanto il problema dei 4 anni è inesistente. Per il ripescaggio entro fine luglio verrà stilata una graduatoria di merito. L'Acragas in questo momento ha 25 punti, che non sono poca roba. L'unico neo è rappresentato dalla disciplina. La società biancazzurra ha ricevuto quest'anno parecchie multe per il comportamento non proprio ortodosso della propria tifoseria e diversi cartellini rossi ai propri giocatori. L'unico ostacolo quindi è questo, ma è anche facile da superare viste le altre credenziali. I legali del club comunque sono già al lavoro, si farà di tutto per evitare che l'Acragas anche l'anno 21 disputi nuovamente il torneo d'eccellenza. Per avere la certezza se la domanda verrà accettata o meno bisognerà attendere però i primi giorni di agosto. Pertanto la dirigenza intanto costruirà una squadra forte in grado di vincere il torneo d'eccellenza e se arriverà il salto di categoria verranno inseriti 4 o 5 uomini di esperienza per ben figurare in quarta serie. Non si può fare altrimenti, l'Acragas non può attendere i primi di agosto per allestire la nuova rosa. Di sicuro, sia in eccellenza che in Serie D si ripartirà con gli agrigentini DOC. Confermati sicuri sono Morgana, Capraro, Russello, Piazza, Casella, Infantino e gli altri giovani che quest'anno sono approdati in prima squadra. Incertezze su Bernardo, che quest'anno ha disputato una delle sue peggiori stagioni, e Borrelli, che è piaciuto parecchio, soprattutto per il suo carattere pacato. Addio invece a Marasco, anche per gli alti costi. Difficile la posizione del tecnico montalbano che dal suo ritorno sulla panchina fino alla gara di domenica scorsa ha perso soltanto un match, purtroppo per lui quello più importante. In caso di eccellenza Montalbano potrebbe avere comunque un'altra chance, difficilmente l'allenatore Crispino potrebbe rimanere con la squadra in Serie D. Fa gola Renato Maggio che dopo 13 anni ha lasciato il Camerat, un tecnico preparato, cosiddetto aziendale, che potrebbe andare benissimo per entrambe le categorie. Dico ci stava perché pareva giusto che i ragazzi dopo che abbiamo messo in campo una partita per non perdere, quasi avevamo riuscito con sforzo e sacrificio a portare a casa un punticino e qualcuno ha vanificato tutto perché poteva fiscare benissimo prima. Poi è la cosa che brucia di più perché è un calcio piazzato che non c'era. Però ripeto, per quanto riguarda il discorso gara non c'è niente da dire. L'unica cosa che c'è da dire è che questo pubblico, lo dico al nome e cognome, se qualcuno mi conosce mi chiamo Renato Maggio, questo pubblico non merita nemmeno la terza